Senza musica la vita sarebbe un errore. Nietzsche. Il rock ha sempre avuto un lato oscuro, segreto, quasi insondabile, fatto di messaggi subliminali, significati nascosti e leader enigmatici, dalla vita misteriosa e sregolata. La musica del diavolo venne ribattezzata in passato. Nuove melodie, testi dai contenuti più o meno espliciti. Suoni energici e graffianti si mescolano a ritualità pagane ed antireligiose, creando qualcosa di nuovo ed originale. È cambiato per sempre il modo di intendere la musica. The Groove Factory Contest. Gruppi musicali e cantanti solisti si sfidano portando la loro musica davanti ad una giuria. 24 sfidanti, 4 per ogni puntata, si affronteranno nel corso di 6 appuntamenti per conquistare l'accesso alle 2 semifinali. Gli 8 semifinalisti dovranno in seguito contendersi il diritto di entrare in finale. Solo 4 saranno i posti a disposizione e solo uno sarà il vincitore. Conosciamo chi giudicherà i concorrenti di questa prima edizione del The Groove Factory Contest. Cindy, cantante professionista per Cindy's Project. Ha partecipato al programma di Italia 1 Operazione Trionfo. Alessio, batterista di professione e direttore della The Groove Factory Music Academy. Alessandro, conoscitore della storia della musica moderna, musicista per passione e imprenditore. E se non siete d'accordo con la giuria, potete esprimere anche voi il vostro parere. È sufficiente andare sul sito www.thegroovefactorycontest.it, accedere alla pagina Vota il concorrente preferito e seguire le semplici istruzioni. Oppure mandate subito un'email con il codice del vostro concorrente preferito a band@thegroovefactorycontest.it. Siete pronti? Da questo momento fino alla fine della puntata. Vi ricordo che il vincitore del contest porterà a casa un premio del valore di 5.000 euro composto da la registrazione di un disco presso gli studi della The Groove Factory, la realizzazione del CD completo di booklet, la stampa e distribuzione del CD tramite i circuiti musicali Musical Box Store, un servizio fotografico, la realizzazione del videoclip di un brano. Terzo appuntamento, la sfida continua. 4 nuovi concorrenti con tanta nuova musica cercheranno di aggiudicarsi il favore della giuria e del pubblico da casa. Saranno all'altezza di questo duro compito? Conosciamoli insieme. Only for Tonight, Matteo Pascotto, Insanity Fair, Krampus. Ed ora via con le esibizioni. Ascoltiamo il funky del primo gruppo in gara quest'oggi. Ciao, siamo gli Only for Tonight, io sono Simo. Io sono Marco, Andrea e Luca. Abbiamo iniziato a suonare suoniamo insieme da un anno, circa 8 mesi, sì. La storia è nata perché dovevamo suonare a un Toga Party e poi alla fine non è stato fatto. Abbiamo fatto 2 date in giro, allora siccome abbiamo suonato 2 volte, da qui il nome Only for Tonight. Siamo di Codroipo, in provincia di Udine. Facciamo un rock, funky, pop, soul, rhythm and blues. Siamo iscritti al contest un po', all'inizio eravamo un po' titubanti, sì, eravamo un po'. Poi dopo alla fine abbiamo deciso di iscriversi convinti, sperando di poter vincere. Studio qua, sono allievo di Stefano Palaferri e lui mi ha fatto conoscere questo contest e l'ho trovato parecchio interessante, ho voluto proporlo al resto del gruppo. Ragazzi, votateci perché siamo i più forti. No, votateci, almeno siamo simpatici, dai. Ciao!
l'essenziale. Ma c'è chi mi dice amico, lascia stare. Io gli rispondo caro, mi so arrangiare. Dammi l'indispensabile per poter suonare. Voglio l'indispensabile per riuscire a vivere. Voglio l'indispensabile per poter suonare. Dammi l'indispensabile per riuscire a vivere. Quando cammino per strada la gente non sa che non si ha carne da macello per questo mondo qua. Quindi testa alta, pugni in tasca, indietreggiare mai. E noi ce la faremo, combatteremo senza fine noi. Voglio l'indispensabile per poter suonare. Dammi l'indispensabile per riuscire a vivere. Voglio l'indispensabile per poter suonare. Dammi l'indispensabile per riuscire a vivere. Suonato, abbiamo fatto. È andato abbastanza bene. È andato abbastanza bene. È stato bello perché eravamo tutti concentrati sul nostro, però nell'insieme ci guardavamo, ci stati stati tutti bene. C'era il groove, dai. C'era il groove, quindi dateci per piacere. Non siamo belli, ma non siamo belli, siamo simpatici. Sì, siamo simpatici. Ciao! Ciao! Presidente. Allora, questi si chiamano Only for Two Nights e a me personalmente sono piaciuti veramente un Tanto. casino. Un casino, veramente, bravi. Un casino. Bella la composizione, buona l'esecuzione perché comunque hanno suonato con grinta come ci piace a noi. La tecnica, quella che avevano, sono riusciti a metterla tutta durante il pezzo. La presenza quella che serve per fare queste cose, quindi ma soprattutto, cosa più importante, bello il ritornello, ragazzi, i ritornelli sono importanti.
finalmente un ritornello che mi ricorderò per tutta la sera, e per questo Only for Tonight vi odio, perché me lo canticchierò tutta la sera. Bello il ritornello, mi è piaciuto. Lasciamogli dire qualcosa. No, ma io sono d'accordissimo. Ma perché? Quanto è fondamentale il ritornello? Ma mi piace un sacco. Mi piace, si possono dire ok tante cose, si potrebbero fare meglio, si potrebbe creare veramente un pezzone, perché è un bel pezzo, ma potrebbe diventare una hit. Esatto. Bella questa. Potrebbe diventare la voce è fantastica. strepitosa. Ma lui anche strepitosa, il suo, strepitosa. cioè come sta il suo portamento, sì. il portamento Sì, figo piace. da rhythm and blues. Sì, ci piace. Bravo. Ci La piace faccia da veramente morire. simpatica. Ci piace Ma da morire. neanche cioè proprio c'è. Ci sei. Ci sei. I ragazzi mi hanno detto che sono da un anno solo, però state insieme ragazzi, tirate dritto perché potete fare qualcosa di buono, lo state già facendo. Veramente, non c'è da dire nient'altro, io non ho messo neanche i voti, per me oggi veramente c'è un voto, non sto neanche lì a mettere voce, pezzo, band. Il pop rock di Matteo Pascotto è pronto per essere suonato. Ascoltiamolo insieme. Ciao, Matteo Pascotto, Carlo Badanai, Romolo Del Franco, Manuel Verado. facciamo pop rock in italiano, provenienza Portogruaro, provincia di Venezia, Serie B. e Serie B, che non ce n'è, Romo non interessa, ma particolarmente, è un ultra, ancora per quest'anno, speriamo che resista. Speriamo. Pordenone, provincia di Pordenone. Questo concorso l'abbiamo conosciuto in internet. Sì, mi è arrivato tramite Facebook l'invito e io l'ho girato a Matteo E via, siamo qua. È fatta, insomma. E basta, siamo qua per divertirci fondamentalmente. Sì, nel frattempo, principale. sì, nel frattempo stiamo aspettando delle risposte da etichette a cui abbiamo mandato questo progetto e c'è un disco in lavorazione che dovrebbe essere pronto per quest'estate, questa primavera. Vai. Lasciamo libertà. Ciao, mandi. Ciao. cielo pioverà. Grande la mia sete di ridere con chi non è qua. Oltre al finestrino, quell'acqua amor che ci cambierà. Scusa se dentro me c'è confusione, perché quando rido questo cielo senza luce sembra quasi che ce l'abbia con me.
scusa se dentro me c'è confusione, perché quando rido questo cielo senza luce sembra quasi che ce l'abbia con me. Scusa se dentro me c'è confusione, perché quando rido questo cielo senza luce sembra quasi che ce l'abbia con me. Polvere d'amore nasce con il sole, questo mondo strano se ne andrà. Passeggiando al mare, libero di fare, anche se domani c'è un nuovo cielo e tu non sei qua. Quando grido, questo cielo senza luce sembra quasi che ce l'abbia con me. Bello, sì. Molto divertente. Sì, Sei divertito, no? sì. A me mette. Bello. Che andava bene. Il batterista ha suonato bene. Batterista, sì. Bello questo concorso, mi piace. Un bel ambiente, un bel clima. Bello, no? Ci ha mostrato bene. Grazie a Grazie tutti. a tutti. E votateci. Votatemi. Votatelo. Per lui. Votatelo. Allora, questi abbiamo deciso che ce li portiamo a casa. Sì, assolutamente. E continuiamo la festa. Assolutamente. E ci divertiamo. Strafighi. Bravissimi. Strafighi. Questi hanno suonato. Questi suonano. Ecco, qui se mi è permesso anche un piccolo inciso, magari qualche altro gruppo si sarà arrabbiato di qualche voto, però è chiaro che c'è molta differenza tra suonare così e suonare in un altro modo. Se poi ci si deve divertire va benissimo, ed è una cosa anzi che non che loro non l'abbiano che fatto, va d'accordo con la musica, pare. no, però qui c'è molto sugo, questa è una bella pasta molto buona e condita in modo eccellente. Vorrei dilungarmi se mi è possibile, visto che mi dicono che parlo poco, adesso vai. parlo tanto. Vai. Allora, sezione ritmica a me sono piaciuti tantissimo, cioè sezione ritmica ovviamente per i più profani sono basso e batteria, no? Ovviamente essenziali, fighi e basta. Il chitarrista strafigo, ha fatto degli arrangiamenti bellissimi, poi ovviamente vabbè ognuno ha i suoi punti di vista, ma a me sono piaciuti tantissimo gli arrangiamenti di chitarra, veramente tanto. Il cantante mi è piaciuto, la canzone è bella, è orecchiabile, anche questa fatidico ritornello orecchiabile di cui si parlava parliamo prima. sempre di musica pop e quindi però a livello di arrangiamenti, di struttura, cioè io sono entusiasta. Questi suonano da paura e non ne viene solo fuori la parte tecnica, ma ti coinvolge in un altro modo. Ma tu che fai televisione, per esempio, un gruppo così può andare dove vuole? Beh, questi suonano. No.
Bravi, molto bravi. So che hanno un disco, mi è sembrato di sentire, portato a termine, perché state facendo un ottimo lavoro, molto bravi. Siete d'accordo con la giuria? Date il vostro voto mandando un'email con la vostra preferenza a band@thegroovefactorycontest.it. Andiamo a conoscere il prossimo sfidante di oggi. Ciao, noi siamo gli Insanity Fair, un gruppo di Gorizia che si è formato da circa 1 anno e mezzo. Siamo in 4, come potete vedere. Lui è Mario, chitarrista, Davide al basso, Alfredo alla batteria e io sono Giordana. Abbiamo varie influenze, ci siamo formati pensando al crossover, ma poi ci siamo mossi un po' verso il new metal e l'hard rock. Restate a sentire e a vedere quello che facciamo. La nostra età media è circa intorno ai 21-22 anni. Abbiamo conosciuto questo contest grazie a un nostro amico che salutiamo, ciao Michele. Insomma, dite qualcosa che vuoi. Votateci. Sì, detto da lui. Sì, soprattutto da lui. Vendita. Sì. Un bacio una domanda. Ciao ragazzi,
insomma. Che pensate? Caldo. Beh sì, ma caldo è sempre. A me è piaciuto, l'esperienza con questa telecamera mi piace. Sì, è stato. Oh ragazzi, votateci. Votare. Dai, votateci. Davide, Votate, vi vengo a cercare a casa, ragazzi, è uno scherzo. Votate. No, veramente. Yeah. Che c'è da dire, anche questi un bel gruppo. C'è da dire che io Molto sono rimasto giovane. molto spiazzato, piacevolmente intendo, nel senso che Non sembrava che potessero legnare. che legna. Sì, sinceramente in particolare, vabbè, il batterista forse perché anche il più giovane ha fatto delle cose veramente. Ha suonato per due. Ha suonato per due, ma ha fatto delle cose interessanti da batterista, lo dico, proprio a livello di arrangiamento sulle sue parti. Bravissimo il bassista. Bravissimi tutti nel complesso. Il brano proprio, almeno personalmente, è spiccato fuori alla grande. Il brano è costruito bene, poi deve piacere il genere perché come sempre ci si trova poi a che fare, però questi ragazzi sono giovani e il loro genere è questo, quindi è inutile aspettare che possano fare altre cose. Sì, d'accordissimo con Alessio. Oggi io volevo essere un po' più cattivo del solito, ma non mi riesce. Io vorrei sentire però la Cindy sulla cantata. Bella, brava, in linea con il gruppo, in linea con il genere, in linea. Mi è piaciuta anche come sta dietro al microfono, mi è piaciuta. Tecnicamente Va bene, va benissimo. Mi è piaciuto anche alcune scelte vocali all'interno del brano, cambi di registro, Sì, ci stava quella è tutto. una cosa molto che mi ha piaciuto, colpito molto. mi è La piaciuto. linea vocale, soprattutto nel ritornello. Bravi. Non scontata, non No, esatto, questi falsetti esuberanti, invece tutto controllato. Stiamo diventando noiosi. Qua c'è gente con le palle Che suona. e si quindi ci fa sente e se ne piacere. vedono i risultati. Ci fa piacere. Sì. È bello sapere che ci sono ragazzi che suonano così e che ci mettano questa passione ma anche professionalità, perché evidentemente poi è gente che studia ed essendo dentro una scuola mi sembra che sia giusto farlo notare. Mescolando musica folk e metal otteniamo uno strano connubio. Ecco a voi l'ultimo concorrente di questa puntata. Noi siamo i Krampus, siamo un gruppo folk metal, veniamo tutti da Udine. Esistiamo da un anno, ma la formazione completa ce l'abbiamo da 7-8 mesi. Alla chitarra solista Francesco Zanzotto, alla batteria Carlo Andren, al violino Marica Geremia, al basso Davide Zamparo, alla tastiera Tommaso Adriano, a flauti, cornamuse, polistrumenti in generale Matteo Sisti, e alla chitarra ritmica Alessandro Galliera. E alla voce Filippo Giannotti. Noi ci rifacciamo una leggenda delle Alpi, che è appunto quella dei Krampus, infatti anche i nostri costumi si cercano di rifarsi a appunto questa leggenda, richiamando le pellicce, le catene tipiche della tradizione. Abbiamo conosciuto questo contest perché Alessandro suona qui, fa lezione qui e ci sembrava un'ottima vetrina per poter presentare il gruppo e comunque farlo conoscere anche in ambienti che non sono i nostri.
benissimo, ci siamo divertiti un sacco. Abbiamo fatto la nostra dose di casino. Speriamo che la giuria sia divertita, speriamo che vi divertiate voi che lo vedrete. Bene, che altro dire? Direi votate i Krampus. Oppure ve li mandiamo a casa. Sono 2 metri di pelliccia e catene. Sono cattivi. E corna, zanne e picchiano. Tanto. Tantissimo. Fanno proprio male. Dolore, abbiamo ancora le vergate da gennaio. Quindi votate Krampus. Sai che stavo pensando alla stessa cosa. Ho detto se dobbiamo parlare normalmente oppure più così. No. No, parliamo normalmente. Meglio. Tu riesci a fare il growl? Io no. Il growl, che è questa tecnica. No, infatti è bravo perché lo tiene bene. Andrò a lezione da lui. È proprio bravo. Questo scream cosa ci piace. È puntatona, perché anche questi qui ci hanno spaccato. Ci hanno devastati nel vero senso della parola, però positivamente, cioè ti arriva una roba, una 8 devastazione. indemoniati qua dentro hanno veramente fatto di tutto. Ottimo impatto scenico. Anche se no, il brano era, la canzone era bella nel suo genere. A me personalmente piace. Sì, carino. Sì. Secondo me ce la godremo ancora di più dalla registrazione. Sì, sicuramente. Dove saranno equalizzati bene tutti i volumi. Avrei rivisto alcune cose a livello di arrangiamento, un po' confusionarie e un po' imprecise a livello di esecuzione, però la botta c'era e quindi... Sai, quando si è conciati così si perdona anche sì, tutto, infatti perché lo metto nel un po' in secondo piano, marasma c'è tutto, quindi l'aspetto scenico, ragazzi, veramente conta. Veramente, io l'aspetto scenico ho 90 gradi qua sotto. Singoli. Ma questa era una band, sì. Secondo me. Batterista in tutto e per tutto. Ha spaccato veramente. È una iena. Una macchina umana. Una macchina. Bravo. Macchina una macchina. Umana, una macchina. Però dai, bravi tutti. Spero che si riesca a sentire bene anche sul missaggio di strumenti, la parte acustica che tra l'altro non va trascurata. No, anche acustica intendiamo gli strumenti, il flauto. Violino e flauto. Bellissimo. Violino e flauto erano carino, davano questo giro celtico molto gradevole, così bello proprio come spettacolo. Direi che l'aspetto scenico sta diventando viola, comincia a scendermi. Poi camicia penso che non potrò più usarla. Anche questa sera siamo giunti alla fine. Altri 4 concorrenti si sono fatti conoscere. Ricordatevi che, tra i 24 concorrenti, solo 8, coloro che avranno ricevuto le votazioni più alte, parteciperanno alle 2 semifinali. Vediamo le votazioni della giuria. Fino ad ora 12 concorrenti si sono esibiti. Siamo arrivati a metà del nostro viaggio. Ci vediamo domenica prossima. Ciao ciao!